Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. È giusto dire che è un'impresa oppure si può dire che è un'impresa vista le assenze? Ma come dicevo prima ai tuoi colleghi, penso che oggi sia una giornata molto molto triste. Dovevano esserci 5 bambine a vedere questa partita, 5 femmine, 5 donne. È difficile per me parlare in questo momento perché sono morte in un pullman 5 giovani vite di 5 donne, quindi devo dire sarebbe stato bello vederle qua, vedere una partita, quindi tutto quello che è stato fatto sì è pallacanestro, non posso dire che è un'impresa o un qualcosa, ma è una partita che credo che le ragazze abbiano dedicato a queste giovani vite. Sì, che avete fatto dopo l'intervallo, cambiato ritmo, cambiato tutto, sembrate voi la squadra campione d'Italia. E devo dire che sono state bravissime negli aggiustamenti, sono state bravissime a sistemare un paio di cose che abbiamo fatto durante l'intervallo. È chiaro che poi i canestri li hanno fatti loro. Fassina oggi ci ha aiutato con una prestazione da MVP della gara e devo dire che è bello vedere una ragazza come Martina che lavora 4 ore ogni giorno con la squadra e più lavora sul tiro, sta facendo dei miglioramenti enormi, noi la stiamo aiutando, però ha delle qualità umane di una giocatrice che vuole diventare una top player e sono orgoglioso per lei e spero che tutte le nostre giovani del settore giovanile imparino nel vedere ragazze che partite da un livello di pallacanestro normale, lavorando duro, si può diventare giocatrici. Senti, l'avete vinto in difesa trovando fluidità poi in attacco. Makurat è l'emblema della vostra prestazione difensiva. Chi? Makurat. Sapevamo che potesse diventare credevamo che potesse diventare una giocatrice di questo livello. È chiaro che alla prima in casa così con Schio non pensavo riuscisse a rispondere così, gli do un 7 perché 2-3 scelte poteva essere veramente cinica nel momento del vantaggio, poi lo vedremo insieme, però è una ragazza anche lei che ha grande determinazione nel voler diventare un top player. Senti, avevate lasciato a Sagliards con 2500 persone, le avete ritrovate stasera. Questo è fantastico e questo non è merito mio di nessuno, ma è merito delle ragazze che hanno riempito questo palazzo ed è il merito delle ragazze dell'anno scorso che chiaramente adesso Lella, Sara, e chiaramente Kay e Jessica che hanno aiutato questo e adesso alcune hanno preso un po' il testimone. Senti, quanto manca il rientro di Jessica? Non lo so, so che deve fare degli esami la settimana prossima, però non ne ho idea. Quindi a livello di autostima, quanto può valere appunto una vittoria così di monta contro Schio, insomma di consapevolezza, ecco, più forte? Ma diciamo che ti dà felicità per il lavoro che stai facendo, ti fa capire che sei nella strada giusta, che lavorare veramente 6 ore al giorno serve e non c'è molto segreto, c'è grande lavoro in palestra. Senti, un bello spot per l'allenatore della nazionale. Spero di sì, glielo auguro. È chiaro che io credo che la nazionale italiana sia fortissima, sinceramente, e sia una squadra che possa puntare facilmente ai primi 4 posti in Europa e sono convinto che gli europei lo farà. Se non dovesse fare, non lo so, ma questo tipo di squadra con queste giocatrici non vedo chi possa batterla, sinceramente. Senti, una curiosità, la scelta di Melder in quintetto? Non lo so, è merito dei vice allenatori che hanno avuto una buona idea.